La retina che si infiamma è una squadra che vola. La sceneggiatura del film che riporta Treviso in Serie A porta la firma di un grande regista a nome Max Menetti. È gara 3, quella da non sbagliare. Al Palaverde la De Longhi ha dominato, ma in terra di Sicilia c'è da scommettere che Capodorlando venderà cara la pelle. La ricetta allora è una al Palafantozzi: attaccare alla gola, subito. Un primo quarto intensissimo, fatto anche di colpi proibiti, con le squadre che restano a contatto, divise da un solo punto. Poi la seconda frazione di gioco. Imbro e Logan mettono benzina nel motore ed è soprattutto il professore a macinare punti. Sarà lui nel terzo quarto a scavare il solco decisivo con le sue bombe che spezzano i siciliani. 47-59 all'inizio dell'ultima frazione, quella nella quale Parks e compagni fanno di tutto per accorciare le distanze davanti ai loro tifosi. Si arriverà fino al -4, cardiopalma per i tifosi di Treviso sugli spalti e in città davanti al maxischermo, ma è ancora lui, David Logan, a chiudere il discorso. 36 punti, 8 su 8 da 2, 6 su 12 da 3, MVP delle finali strameritato e festa che si palesa sul parquet. L'ultimo metro percorso, il cappotto è servito, la storia bussa dalle parti di Treviso.